Ognissanti, le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, diventano un appello alla politica e al nuovo governo. Sempre più poveri, occuparsi di loro è urgente. Sono arrivate da tutto il mondo alla Basilica di Sant'Antonio a Padova le preghiere per i defunti. Verranno depositate sulla tomba durante la messa solenne del 2 novembre. Aumenti in ogni settore. Nel giorno di Ognissanti si tocca con mano l'aumento dei prezzi dei fiori per i defunti. I commercianti stimano rincari del 30%. Nonostante un miglioramento a settembre, ottobre va in archivio senza le attese piogge. L'incubo della siccità estiva potrebbe non essere finito. Morti sul lavoro. La provincia di Vicenza vanta un triste primato in regione. La CGIL chiede un rafforzamento effettivo dei controlli. L'attore Alessandro Preziosi ha inaugurato con uno spettacolo le iniziative organizzate per i 400 anni del Teatro Goldoni, un artista che definisce esemplare. Società Dante Alighieri e Ufficio Scolastico Regionale insieme alla scoperta della lingua italiana dal 2013 il concorso Adotta la parola premia gli studenti che inseriscono nei loro racconti parole poco conosciute. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 in questo giorno festivo e dunque buona celebrazione di Ognissanti a tutti. E allora nel giorno di questa festa il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si sofferma sul significato di questi giorni, ma parlando ai veneziani e anche ai fedeli del Veneto e del Nord-Est rivolge un'importante esortazione alla politica che, secondo le parole del patriarca, deve recuperare una dimensione, dice, di prossimità. Nel giorno della festa di Ognissanti, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si rivolge ai veneziani, ma anche ai veneti e ai fedeli delle diocesi del Nord-Est. Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, il patriarca Francesco parte con un'esortazione forte alla politica e un appello alle responsabilità delle istituzioni, visto le tante famiglie in difficoltà economica per il rincaro dei costi. Poi invece il pensiero del patriarca su questo momento un po' difficile per tante famiglie della nostra città e dell'Italia, chiaramente, tra il caro bollette, i problemi che ci sono. Ecco, spero che chi è incaricato del bene comune sappia guardare con lungimiranza e ci sia una politica capace di governare l'economia, perché quello che noi dobbiamo recuperare è proprio questo, una politica attenta alla città, attenta ai cittadini, attenta alle famiglie, attenta alle fasce più deboli della convivenza. E quindi credo che una politica a cui auguriamo di essere capace di guidare l'economia e anche, perché no, la finanza. Poi un pensiero alla festa di oggi. Quello di riuscire ad annunciare una festa che è molto importante, soprattutto perché ci riconcilia anche con un presente non facile. La festa dei Santi ci dice che la vita è una comunione, è un insieme di persone che continuano ad avere rapporti anche dopo il momento drammatico della morte. Di fronte alla morte il cristiano sa benissimo che c'è una vita in pienezza. Ecco, quindi la speranza cristiana credo che sia proprio questa. Vivere bene il momento presente. La festa dei Santi ci ricorda proprio questo, che il momento presente si apre a un futuro di serenità, di fiducia, e quindi questo credo che sia un messaggio che, a differenza di altre feste che pensano il futuro come qualcosa di lugubre, invece il futuro è qualcosa di sereno e di tranquillizzante. Passando ai temi di stretta attualità, le barriere che proteggono la cattedrale dell'Acqua Alta sono finalmente una realtà visibile. Fra poche settimane potremmo vedere il risultato che attendiamo tutto. È un bene per la nostra basilica, un bene per la nostra città. Rimarco che è un intervento temporaneo, in attesa di un intervento più radicale, però questo intervento temporaneo permette di salvaguardare la Basilica perché non si logori in attesa di questo intervento più ampio che non sappiamo ancora
che tempistica avrà. Da Venezia a Padova in queste giornate di Ognissanti, tante le preghiere che arrivano alla Basilica del Santo per ricordare i defunti. Nella messa del 2 novembre verranno portate alla tomba di Antonio. Arrivano da tutta Italia, dall'Europa, da tutto il mondo. Oltre 20.000 preghiere ai defunti sono giunte al Messaggero di Sant'Antonio. Pensieri che al termine della messa solenne del 2 di novembre verranno portate da padre Giancarlo Zamengo sulla tomba di Antonio. Ogni anno raccogliamo migliaia di intenzioni, di ricordi, di nomi che depositiamo alla tomba del Santo proprio il 2 novembre. Nel ricordo di tutti i nostri cari defunti, di questa nostra grande famiglia antoniana. Tante le storie, quella di Mario, per esempio, che ha scritto per la moglie defunta, molto devota al santo, non vivendo a Padova, ha pensato di inviare la sua preghiera in basilica. Sant'Antonio diventa così uno strumento per far arrivare i suoi pensieri. Sono momenti che fanno pensare, momenti da una parte un po' tristi, però anche di gioia, di speranza, di luce. La luce è rappresentata anche da questa piccola candela che poi noi inviamo ai nostri amici, associati a Sant'Antonio, alla sua basilica, in tutta Italia. Tanti fedeli che pregheranno in basilica in questi giorni, così come saranno a migliaia le persone che si recheranno nei cimiteri per una preghiera ai propri cari. I defunti sono i nostri santi. Le persone, i nostri cari, ci indicano sempre la strada del cielo. Per questo penso un appuntamento bellissimo dell'anno, al di là che lo viviamo poi nel dolore e nel ricordo, però la loro presenza che ci accompagna sempre nel nostro cammino ci aiuta anche a guardare sempre in alto, in cielo, al Signore, e ne abbiamo bisogno. Il caro energia, lo sappiamo bene, ha portato l'aumento esponenziale dei costi praticamente in tutti i settori. Nel giorno di Ognissanti si tocca con mano l'aumento dei prezzi anche dei fiori da portare ai defunti. I commercianti hanno stimato rincari addirittura del 30%. I rincari di energia e gasolio fanno volare anche i prezzi dei fiori. Non solo il riscaldamento delle serre e i trasporti, la catena dei rincari passa anche dai fertilizzanti, ai trattamenti antiparassitari, agli imballaggi fino alle plastiche dei vasetti. Nel giorno della commemorazione dei defunti e della solennità di Ognissanti, chi si accinge ad acquistare qualche fiore troverà mediamente un aumento tra il 20 e il 30%. A confermarlo alcuni dei fioristi specializzati nei pressi dei cimiteri. Ha inciso tanto, direi il 30% senz'altro, dopo ci mettiamo anche il costo del trasporto, del gasolio, e cerchiamo di comprare piante e fiori dall'Italia per aiutare i nostri coltivatori. Locali, tutti locali, questo è molto importante. Noi non lavoriamo tanto con l'Olanda, bensì diamo la possibilità ai nostri produttori locali, che lo fanno in maniera eccellente, di poter manifestare anche proprio il loro lavoro. Abbiamo dei sosmit gialli, dei pompon, dello spillo. Il crisantemo va sempre, anche lo spillo, sono i fiori che vanno di più in questo periodo. Persone, cosa vi chiedono? Anche il mazzetto piccolo, la pianta grande? Sì, un po' di tutto, il mazzetto piccolo, la pianta grande. Si tende a fare mazzetti più piccoli, poi magari chi ha la tomba di famiglia, per dire, ci hanno ordinato anche parecchi pini, le doppie palle di crisantemi, quindi li ti tiri anche su un pochino. Dobbiamo un po' coccolare il cliente, cercare di non guadagnare tantissimo per avere un tornaconto nell'anno prossimo. E dunque aumentano, l'abbiamo sentite elencate, luce, gas, carburanti, materie prime, e anche il pane arriva alle stelle, preoccupando e molto, anche in questo caso, gli addetti ai lavori. Da 18% in Europa a 13,5% in più rispetto allo scorso anno in Italia. È il rincaro del prezzo del pane e si stima che gli italiani spenderanno in questo 2022 900 milioni di euro in più per l'acquisto del pane rispetto al 2021. Tra le cause l'aumento del prezzo del grano e delle materie prime, ma anche di energia elettrica e gas. E accanto alla gente ci sono i panificatori che cercano di barcamenarsi per garantire la qualità alla propria clientela, senza esagerare con l'aumento inevitabile dei prezzi, e c'è molta rabbia. A livello personale mi sono sentita offesa, perché ormai è uno dei pochi lavori artigianali che rimangono, per cui
non si calcola più che una persona viene qua alle 3, parte da acqua e farina per arrivare a un prodotto finito, e non trovo corretto che ci siano titoli enormi dove scrivono il pane, oh mio Dio, non lo trovo corretto, perché se vogliamo guardare tutto il resto, acqua, luce, gas, benzina, gasolio, oppure parliamo di prodotti alimentari, sono comunque cresciuti tutti. Perché solo il pane? E la questione va a pesare parecchio anche su di voi che usate soprattutto l'elettricità, i forni, avete bisogno, necessità appunto di utilizzarli, avete riscontrato in quest'ultimo periodo aumenti folli. Folli, esagerati, io non lo so, la scusa della guerra, questo e quello, io non voglio mettere in dubbio, ma è una roba esagerata, da 900 euro di luce a 2008. E poi ci sono le difficoltà anche dei comuni, anche loro, è proprio il caso di dirlo, in bolletta. Scatta, in vista delle feste di fine anno, il piano di austerity per le luminarie natalizie. Natale spento, ma non del tutto. Il caro bollette spinge i sindaci ad eliminare o quantomeno a ridimensionare le luminarie che solitamente abbelliscono piazze e vie cittadine. Anche nel Vicentino scatta il piano di austerity per molte amministrazioni che fanno i conti con gli aumenti in bolletta. A Valdagno, ad esempio, ci saranno gli alberi natalizi, ma non le consuete luminarie. Anche come segno di solidarietà nei confronti della comunità, mettere le luminarie ci pareva e ci pare un segno contraddittorio. Diversa la soluzione di Brendola, dove le luminarie, seppur con budget ridotto rispetto agli anni passati, saranno posizionate in prossimità degli esercizi di vicinato. E sicuramente saranno minori rispetto all'anno scorso, perché abbiamo ridotto fortemente il budget, però non ce la siamo sentita di fare un Natale al buio. A Noventa Vicentina si pensa a mantenere attrattivo il centro, un tessuto economico che va sostenuto anche con le luci. Per quanto riguarda tutte quante le attività di attrazione che faremo con la Proloquio in piazza, legate anche ad addobbi natalizi e luminarie, ovviamente è un ragionamento che deve essere fatto anche valutando quest'ottica. Il destino delle luminarie natalizie è in forse ad Isola Vicentina, dove si valuta l'opportunità di limitare i tempi di accensione per ridurre i costi senza privare i cittadini della carezza del Natale. Credo che comunque anche ragionare su un'accensione ritardata e su uno spegnimento anticipato possa essere una soluzione di contenimento dei costi che adotteremo. E abbiamo chiesto proprio ai vicentini se nelle loro case hanno intenzione di accendere comunque le luci natalizie nonostante i rincari alle bollette, o se si prospetta anche nelle abitazioni un Natale sottotono. Lei cosa farà col suo albero di casa? Terrò le luci accese, ma magari solo qualche ora, non come il solito. Diminuiremo probabilmente l'orario, ecco, quella è un'alternativa. Però eliminarla del tutto penso dispiacerebbe un po' a tutti. Non l'ho mai fatto l'albero di Natale, per cui non... Però le luci le accendo e anche la caldaia, non c'è problema. Un po' di risparmio sì, sicuramente, però è Natale... Un po' di luci ci vogliono anche. Mettiamo tutte candele, vede là ci sono tutte le candeline, i portacose e veniva illuminato con le candele e abbiamo risolto il problema. Anzi, diventa più bello. Lei lo farà l'albero a casa? Sempre, albero di Natale, presepio e tutte quelle robe lì, guai. Può essere, sono anche divertenti avere le candele e anche fanno atmosfera. Per cui forse va bene così. Se posso cerco di risparmiare, quindi di non accenderlo, visto che c'è questa crisi, e spero che tutti quanti seguano un esempio un po' più, diciamo, limitativo rispetto alle luci degli altri anni. Mi sembra giusto, insomma, è un impegno doveroso per tutti quanti per contrastare l'aumento dell'energia. Ora voltiamo pagina, parliamo di un altro aspetto di questo periodo. Nonostante un miglioramento a settembre, le conseguenze della siccità estiva si stanno facendo sentire con forza, e sarà così anche per il prossimo futuro. In Veneto la questione siccità dopo l'emergenza estiva non è certo risolta. Alcuni settori dell'agricoltura hanno risentito immediatamente della mancanza di precipitazioni, altri invece hanno iniziato a soffrire nelle settimane successive. Poche le attività che possono dire di essersi salvate.
E se a settembre la situazione era migliorata, subito dopo la siccità ha tornato a colpire. Il mese di settembre si era ripristinato rispetto alla media storica come precipitazioni, ma ottobre è molto al di sotto della media, quindi siamo ritornati alla tendenza di giugno, luglio e anche agosto, quindi con precipitazioni molto basse. Molti, come si diceva, i settori colpiti, alcuni in modo pesante. E questo crea ancora problemi per quanto riguarda alcune coltivazioni, quindi il mondo agricolo, crea qualche problema anche per l'approvvigionamento idrico dell'acqua potabile e in qualche zona del Veneto, molto limitata per fortuna. Purtroppo la tendenza dei cambiamenti climatici è ormai tracciata, difficile che ci possa essere un'inversione di rotta e l'aumento della temperatura, così come i fenomeni legati alla siccità, si riproporranno con forza in futuro. Noi abbiamo dei dati che ci dicono che negli ultimi 30 anni la temperatura media in Veneto è cresciuta di 1,5 gradi, circa mezzo grado ogni 10 anni, con un andamento lineare, per fortuna quindi non esponenziale, però questo è un tema importante. Intanto negli ultimi anni la Regione si è dotata di un piano per i cambiamenti climatici in difesa del suolo e di una pianificazione per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Il Veneto è stata anche la prima regione d'Italia a creare un piano di risanamento dell'aria. Altro tema importante, quello degli infortuni mortali sul lavoro. Su questo fronte la provincia di Vicenza vanta un triste primato in regione. La CGIL chiede un rafforzamento effettivo dei controlli. Le fattispecie sono sempre le solite: ribaltamento dei trattori, mezzi in movimento, caduta dall'alto, presenza, intossicazioni, presenza di gas in silos, quindi ormai sono chiare e individuate le fattispecie di questi infortuni. Il dramma dei morti sul lavoro vede la provincia di Vicenza contendere a quella di Verona e Padova il triste primato in Veneto. Più di 8 vittime al mese in Veneto. La regione, pur rimanendo in zona arancione, ha 4 province su 7 in zona rossa. 60 le vittime complessive, 39 sul posto di lavoro e 21 in itinere nel percorso casa-lavoro. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registrano 7 decessi in più. È necessario avviare concretamente il protocollo varato dalla Regione Veneto. Con la Regione nei mesi scorsi è stato sottoscritto un protocollo che prevede il potenziamento degli SPISAL, quindi dei servizi di prevenzione. Occorre però dar seguito a questo protocollo con gli inserimenti concreti. Per quanto riguarda Vicenza, il tavolo che il prefetto ha costruito proprio a fronte dell'allarme e della situazione vicentina ha prodotto dei risultati. Occorre adesso procedere con gli altri progetti, perché solo un lavoro diffuso che tocchi quindi i temi della prevenzione, della cultura da creare, delle ispezioni, dei controlli, solo con questo lavoro diffuso e comune riusciremo a fare passi avanti su questo dramma. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma ritorneremo con altre notizie tra poco.